questa è la carta geologica regionale. Tanti colori, tante rocce. Ve la faccio breve, ok? Però voi notate una cosa preponderante. C'è un rosa che prevale, poi un verde che prevale, ok? E un marroncino. Allora, aspetta perché c'è la luce così. Notate che c'è questo rosa, scala di rosa, ok? Noi siamo qua. Siamo qua. Quindi Dolomiti Friulane perché? Tutto rosa, tutto Dolomia. Chiaro? Vuol dire che le nostre montagne sono tutte dolomitiche, cioè fatte di roccia sedimentaria marina, per capirsi. Questo qua verde, che cos'è? Sono le barriere coralline. Il Cansiglio Cavallo, tutta la parte prealpina pordenonese, perché prealpi, Carniche, Alpi, erano delle vecchie barriere coralline, tipo barriere australiane adesso, no? Quello marrone che cos'è? Sono i depositi di fiume che si sono buttati sopra quando sono iniziate a crescere le Alpi e quindi i fiumi buttavano giù ghiaia e materiali e detriti. Mi sono spiegata? Quindi colore rosa Dolomiti, calcare Cansiglio Cavallo, Bahamas, quello sopra roba di fiume e stanno uno sopra l'altro come un panino, come dire pan, e salame. Ogni cosa del panino è un tipo di roccia, ok? Perché ci sono i terremoti qua? Perché c'è questa parte che è la più vecchia che vuole andare sopra quella più giovane. Quindi noi abbiamo sempre così. Noi abbiamo la pianura, ok? Che viene spinta sotto le montagne, quindi noi abbiamo la pianura che viene mangiata dalla montagna che viene in avanti perché abbiamo la placca africana che spinge contro quella europea. Quindi noi abbiamo l'Africa che viene su, che spinge da qua, l'Europa che fa così e abbiamo una sorta di sovrascorrimento, si sormontano. Però non lo fanno in silenzio questa sormontazione, ok? E i terremoti ci fanno capire che c'è uno che fracca praticamente. Beato lui. È uno che spinge finché resiste alla spinta, boom, quando non sopporta più libera tutto qua. Ok? Abbiamo finito? Siamo avanti. E questa spinta che cosa provoca? Delle spaccature, si chiamano faglie. E lungo queste faglie che possono essere, non hanno tanta, è come un piano di scivolamento, no? Immaginate così, una roba del genere, però lo fa piegandosi, quindi è come se io avessi le montagne fatte così, la pianura che fa così, la montagna fa così, quindi il movimento è questo. Il piano di faglia di spaccatura può essere anche una rottura di 10 km che va dentro nella crosta, ma non è che va dentro verticale, 10-20 gradi, basta poco. Quindi è uno scorrimento lento dovuto al fatto che uno spinge da nord, l'altro spinge da nord. Come si forma il paesaggio? Prima deve formarsi il deposito secondo il processo di sedimentazione che vi ho detto, quindi fango, sabbia, animali che si depositano gli uni sugli altri, così, quindi si forma il paesaggio, poi si deforma, quindi il discorso delle placche che si muovono e spingono le une sulle altre, e poi si modella, questa è la fase attuale. Noi siamo qui adesso. Ma la storia che vi ho fatto vedere parte da 200 milioni di anni, si deforma 40 milioni di anni fa perché la placca africana contro quella europea ha iniziato a scontrarsi 40 milioni di anni fa, con comodo, pian pianino. Le Alpi crescono di 2 mm l'anno, con comodo. Ecco. Adesso noi siamo qua, modellato da cosa? Dall'acqua, la pioggia e i ghiacciai. Ghiacciai che negli ultimi 2 milioni di anni si sono intervallati per diverse volte, per diverse centinaia di migliaia di anni, si sono quasi intervallati diverse volte e ci danno il paesaggio di adesso. Quindi qua manca roccia che è stata portata via. Noi siamo qua, possiamo stare qua perché è stata erosa, è stata portata via. Avete visto quanti sassi c'erano salendo nel torrente? Quanti detriti c'erano? Ecco, quindi la geologia è guardare quello che c'è adesso, ma anche immaginare cosa c'era prima, quindi la storia è quello che manca anche, sul quale noi possiamo ragionare.
Adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere quest'orma. Orma che era di immaginate una grande gallina. Vi porto a vedere la roba della gallina. Sì, la gallina che aveva una gamba di 1,5 metri, l'anca, quindi all'altezza l'anca di 1,5 metri, intanto, ok? Era lunga 5 metri, quindi era una pita, una pita di 200 milioni di euro che scorazzava qua. Non solo lei, ce n'erano tante altre pite. Pensa che portaio con l'uomo. Pensa. Però l'era carnivoro. È presente? L'era un carnivoro. Gli altri impronte che hanno di quadrupedi, quindi a 4 zampe, erano erbivori. Per dire che insomma qua c'era la vita che scorazzava su questa piana di marea. E dietro c'è la fotografia dell'ambiente di com'era, quindi dovete girare il pannello. Ora andiamo vicino alla cassata. Attenzione che può essere scivoloso, quindi è umido, i sassi sono bagnati. Andiamo là un po' alla volta, vi faccio vedere dove è il sasso. Se c'è la luce diretta si vede di più. Adesso andiamo lì, lo cerchiamo un attimo perché essendo un po' ombra è meno visibile quella impronta che è. L'esplorazione vera e propria qui risale agli anni 70, fine anni 70. Fine anni 70 arrivano gli speleologi di Sicile e Pordenone, entrano oltre quella caverna che avete visto e trovano 4 km di galleria. Quindi questo è l'inizio di una grotta suborizzontale, quindi una galleria di 4 km, in tutto va in su di 180 metri. Perché questa rappresenta un antico livello del Cellina, ma sopra di noi ci stanno almeno 300 cavità, dalla più piccola che sono 10 metri alla più profonda che è un 4,50. Quindi a 1900 c'è tutto uno sviluppo, un groviera. Immaginate che sopra di noi è come un formaggio, un Emmental svizzero pieno di buchi, no? È tutto bucato. Quindi c'è tutta un'area carsica che fino a 40 anni fa era un'area carsica minore. Negli ultimi 10 anni gli speleologi stanno scoprendo il mondo e la cosa bella è che hanno trovato delle testimonianze di foreste fossili, tronchi fossili. Quindi dentro queste grotte si possono trovare dei pezzi di tronchi fossili. Qui c'erano gli equiseti, che sono i canneti che trovate nelle zone umide adesso, alti 20-30 metri. La galleria e lo sviluppo. Anche su pianta tabacco, quindi c'è il disegno della tabacco dove con l'entrata e si vede dove questo biscione, diciamo questo vuoto, cammina e arriva sotto la casera Pradut, il rifugio Pradut. Gli speleologi negli anni 80, quando hanno fatto l'esplorazione qui, hanno trovato una grotta sopra, hanno fatto un tracciamento buttando delle tappi di sughero, ok? E hanno buttato dei tappi di sughero che sono stati trovati dagli speleologi che erano qua dentro. Perché è importante scavare il bus delle vasche che si trova vicino al rifugio Pradut? Vicino alla strada c'è questo buco di 200 metri che scende. Perché risparmierebbe 8 ore agli speleologi per arrivare in fondo. Quindi gli speleologi dopo 20 anni stanno ancora scavando vicino al rifugio Pradut per trovare questo collegamento ed evitare queste 8 ore di passeggiata. E continua, quindi le esplorazioni sono tuttora in corso, sta grotta continua da tutte le parti. Che senso ha esplorarla? Unirsi con il sistema sopra. Quindi c'è un groviera soprastante e l'obiettivo di chi esplora per sopra è arrivare sulla galleria sotto, perché questo era il livello di base, il palo livello di base di quella volta. Tutto è un piano, Cocciavassi dove c'è casera è un altro piano. Quindi vi ho parlato che questa è un'importante area carsica del Pordenonese, l'altra è il Cansiglio Cavallo. Se noi tagliassimo questa montagna che è fatta di calcare e dolomia, la roccia di prima, dentro è fatta così. Quindi io sto parlando di un groviera che è tutto bucato. Qualcuno mi diceva prima, ma qua è carsificato? Sì,
Carsismo è un processo naturale che consiste nella consumazione della roccia per opera dell'acqua piovana. Qua si sta calcificando tutto, si sta consumando tutto. 2 centesimi di millimetro anno si consuma il calcare. Sentite lo stillicidio che è la caduta della goccia in grotta? Ma ne porta via aspetto. Diciamo, ne porta via aspetto. Dove vado dove aspetto? Fermo là. No, faccio io. Ascolta, tieni la boccetta. Piove, vedi qui. Piove. Piove. Fermo, ottimo, piove mai. Cosa succede là? L'acqua va dentro, no? Semplice. Però piove e non bussa anche a fare qua, piove anche sulla montagna, dai, piove, oggi ha piovuto tanto, piovuto nevicato. Vediamo se si infila anche là, va là, sì. Ok, funziona? Sì. Ok, ottimo, piove, ha piovuto. E cosa è successo qua? Vedete? Si è riempito. È uguale là. Quindi questa è una grotta che ha una serie di laghi sifoni, sifone nel lavandino, immaginate, il tubo del lavandino a U. E qua c'ha una serie di passaggi al lago sifone, cioè fatto così. Quindi voi dovete pensare che noi siamo qua, questo è il livello attuale nostro. E qui sopra c'è il Pradut, il Colciavas con i suoi 4 km di grotte, 300 grotte. Una grotta sola ha 3 km, quindi insomma immaginate che la situazione è molto complessa. Vedete, nel carsismo funziona che servono 3 cose: la roccia che si presta a essere sciolta, la frattura dentro la quale l'acqua deve camminare e l'acqua. Se tu hai acqua hai carsismo, però devi avere la frattura e la roccia. Se la frattura è verticale hai il pozzo, se la frattura è orizzontale, guardate gli strati della roccia qua attorno, forma la galleria. Questo, grazie, che funziona così, ok? È una spaccatura e lungo questa spaccatura si è impostata la galleria, la grotta. Ma che differenza c'è tra questa roccia e quella di Clausetto, dove che c'è Pradis? Che differenza c'è? E adesso te la faccio vedere. È come si consuma che cambia. È esattamente un discorso di consumazione. Un'altra domanda. Sì. Con questa erosione nell'arco dei millenni ci può essere anche un'implosione? E può crollare, sì, ma non è oggi il momento. Quello che manca qua è crollato. Questo è un calcare con fossili, ok? Bene. Carsismo vuol dire consumazione della roccia. Io ho un'acqua un po' più acida del solito. Sì. Cosa succede? Bolle. Guarda, vedete che frizza? Sì. Fa la bolla e fa anche fumo. Madonna. Che acido murato. Succede qualcosa? Vieni qua. Questa è la differenza tra calcare e dolomio. Siccome la dolomia ha in più, oltre al carbonato di calcio, anche il magnesio, la corrosione è più lenta. No, se tu la lasci lì si consuma, ma è più lento rispetto a quello che abbiamo mostrato prima. Quindi nella dolomia e nel calcare si consuma tutto, solo che è questione di tempo. Nella dolomia è più lento il processo. No, non c'è da compatente, c'è il fatto che c'è il magnesio dentro. Il magnesio rallenta la corrosione, ma tutto si consuma lo stesso. Ok? Quindi calcare è solo carbonato di calcio, barriere coralline, più caldo, tropicale. Dolomio invece può essere un ambiente un po' più arido, queste piane di marea dove l'acqua entra, non fa tempo magari uscire che è già evaporata.